sparatoria in via Carrozzani, il sedicenne ha urtato contro l'auto con 2 giovani amici all'interno. Invece di fermarsi però è fuggito a tutto gas mentre i ragazzi annotavano il numero di targa. Immediatamente è scattata la caccia, conclusasi in breve. Il sedicenne dovrà rispondere di guida senza patente e omissione di soccorso. Lievi contusioni per i 2 ragazzi. Martellago. È stato identificato e denunciato dai carabinieri il 18enne che ha picchiato un autista a CTV. C'era stata un'accesa discussione col conducente che l'aveva rimproverato per aver effettuato una chiamata di fermata non appena salito. Poi era passato alle maniere forti, colpendolo a calci e pugni. Ad incastrarlo i filmati di videosorveglianza ricavati dalle telecamere interne del mezzo. Il ragazzo, travisato durante l'assalto, è stato tradito dal particolare di un tatuaggio che aveva sulla mano, già rilevato durante un precedente controllo. Lido. Principio di incendio lunedì nel tardo pomeriggio all'ospedale al mare. Il rogo, molto probabilmente di origine dolosa, ha interessato 3 stanze della sezione psichiatrica, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate rapidamente.